Non riesco a scendere, devo andare a piedi. Quando monto in sella la bici si pianta, allora devo cercare di guadagnare un terreno un po' più compatto. E stavo anche per rompere la caviglia. Ormai fa buio e la tormenta sta aumentando, dovremo fare in fretta per non rimanere bloccati. Niente, va dove vuole. Faccio una fatica boia a tenermi in equilibrio. Caldo i freni. Sentite il freno dietro, le famose pastiglie organiche che non dovrebbero fare rumore anche col bagnato, invece fanno il casino della Madonna. Davanti invece ho le SRAM semimetalliche come pastiglie dei freni e non vanno da Dio, fanno di rumore e non fanno rumore.
subire un po' l'acqua, anche perché ho dovuto togliere le ghette antipioggia, di mettere il qua devo tornare a togliere il taglio, adesso non sento, vediamo il timore che ho adesso è quello di aver su le ghette antipioggia, ma Buon ragazzi, ho quasi finito la mia impresa di oggi, è andato tutto abbastanza bene, con qualche piccolo intoppo, ma sono contento. Ero anche fuori allenamento, però è andato tutto abbastanza bene. Comunque non sono riuscito a fare tutto il giro della dorsale, la neve me l'ha impedito, sono tornato indietro. Adesso comincio a aver paura, perché questo abbigliamento non è adatto a andare via in bici col buio. È tutto nero senza una striscia riflettente, però purtroppo non ho trovato di meglio. Buon ragazzi, ci vediamo al prossimo giro, ciao, siamo tornieri.